Amici di Niceto TV, buonasera. Dove siamo? Siamo a Betlemme. Ho incontrato una pastorella e mi ha portato qui a Betlemme a rivivere la natività in un presepe vivente realizzato in maniera meravigliosa. E adesso ve lo faremo vedere. Voi lo state già intuendo, io sono molto emozionata perché arrivati qua, io e Giuseppe ci siamo trovati veramente in un contesto e in un'atmosfera e ci siamo sentiti a Betlemme. Abbiamo conosciuto la pastorella Maria e abbiamo conosciuto il nostro amico Tindaro Santa Maria. Dove siamo? Siamo in realtà a Santa Lucia del Mela, di fronte alla piccola chiesetta di Santa Maria dove è stato installato questo presepe vivente. Ma adesso io lascio la parola a loro, ve li ho presentati, per spiegarci quanta fatica, ma per realizzare questa meraviglia che presenteremo postazione dopo postazione ai nostri amici. Allora Maria, io ti vedo già le lacrime agli occhi perché ti sei commossa. Emozionata, sì, moltissimo, perché il secondo anno ci tenevamo tantissimo a farci vedere pure nel nostro piccolo, perché non è un presepe grandissimo, siamo piccolini, che questa zona, comunque questa chiesetta ci dà tantissimo ogni anno, ci fa rivivere momenti sia per la festa di Santa Maria l'8 settembre che per questa esperienza nuova che abbiamo intrapreso l'anno scorso, facendo l'esperienza del presepe vivente, che è stata un'emozione bellissima e ci ha dato tantissimo, e quest'anno l'abbiamo riproposto per il secondo anno. Il lavoro c'è stato pure abbondantemente, perché giustamente c'è già 2 mesi di lavoro e ce l'abbiamo fatta ad arrivare a questo punto. E ce l'avete fatta. Allora, scusami se ti passo davanti. Allora, voi in realtà, e adesso conosceremo tutte le varie postazioni con le varie persone, realizzate dai parrocchiani. Di quale parrocchie? Allora, la parrocchia è Santissima, la parrocchia è Santissima Annunziata di Santa Lucia del Mela, e questa è la chiesa di Santa Maria di Floripotema chiamata, che è nella contrada di Santa Maria, proprio nel comune di Santa Lucia del Mela. Questa è una piccola chiesa risalente a molti anni fa, non ricordo il periodo esatto, però molto vecchia, che è stata ripristinata, messa a nuovo da Padre Paolo, che è l'attuale parroco nostro, che con la sua dedizione e il suo modo di portare avanti le situazioni l'ha restaurata. Ora a poco stiamo cercando di fare cose nuove, come quest'anno abbiamo cercato un pochino pure di allargare, per quanto ci consente questo posto, la possibilità di fare altre postazioni, altre casette con altri figuranti. Bene, allora cominciamo ad addentrarci e facciamo addentrare così i nostri amici nel presepe che avete realizzato e che fa veramente sentire Betlemme qui a Santa Lucia del Mela. Allora, chi ci spiega le varie postazioni? Maria, perché Tindaro ti guardava Maria, ma tu lo devi spiegare tu. Va bene, allora incominciamo con la lavandaia, che ai tempi giustamente non c'era la lavatrice, perciò spieghiamo proprio come ha inizio il lavaggio dei vestiti, e a seguire c'è pure l'ortolano che cura e custodisce l'orto con le piantine che giustamente tutto il mangiare viene dalla terra, che ci regala tante cose, finocchi, lattughe, broccoli, un po' di tutto. Allora, la mia attenzione, oltre alle prelibatezze dell'orto e alla cura, nonostante la tarda ora, di prendersi cura dell'orto, è la lavandaia, perché ci riporta col sapone di casa a lavare a mano, sulla pietra. Continuiamo, Maria. Allora, poi andiamo in questa zona.
Facciamo arrivare che pure Giuseppe così sì. inquadra lo scenario. Dove siamo? Questa zona praticamente all'origine è dove viene celebrata la messa durante l'estate. Ok. E Adesso nel presepe nel presepe la magliaia, perché praticamente stanno filando la lana, stanno lavorando la lana, diciamo sono dedicati a questo attrezzo pure molto antico che oggi non è più di moda perché ci sono Allora, a proposito di questo, diciamo che tutto quello che si vede nel presepe vivente appartiene a voi parrocchiani, è di proprietà privata, vero Tindaro? Sì, tutto di proprietà privata, ognuno di noi, diciamo, per quello che ha potuto ha messo a disposizione tutti questi oggetti abbastanza antichi fra le altre cose, quindi Cioè, questo telaio veramente è di origine antichissima. questo è un telaio antico di proprietà di mio fratello, fra le altre cose, che l'ha prestato. Questi sono, diciamo, oggetti che non si trovano più e vanno custoditi abbastanza scrupolosamente. Così come l'antico braciere, padre dei nostri condizionatori che abbiamo a casa, è così che si riscaldavano, vero? Le persone anche a Santa Lucia del Mela. Sì, anche qui certo, soprattutto, diciamo, essendo un paesino, diciamo, in collina, alle vecchie tradizioni. Questo è il vecchio focolaio, quindi ci sono cose che ora non si vedono più e che chi ce l'ha nelle case vecchie li custodisce in maniera scrupolosa. È vero, è vero. Per chi i più giovani, Maria, vero? I più giovani non la riconosceranno, ma quella era la lana di cui erano pieni i nostri materassi una volta. bravissima, vero? sì, perché allora, anzi all'origine mettevano non la lana ma il crino chiamato, che erano le foglie del Gran Turco, È vero. poi si sono evoluti con la lana e oggi siamo passati al memory. Al memory. Allora, andiamo dove i biscotti, quindi è Casa, fatti in casa. Da chi? Da chi? Allora, il nostro presepe comprende sia le persone della zona che un po' pure di tutto il paese. Oggi ad offrirli sono state le donne della zona. Bene, bene, bene. E poi a camminare abbiamo qua il nostro calzolaio. Calzolaio. Ora le scarpe non si riparano più, si buttano. Una volta si riparavano le scarpe. Eh sì, una volta si riparavano, oggi praticamente cioè non si riparano più perché c'è Zalando, ci sono tanti mezzi moderni che... Mentre una volta... Non ci sono più calzolai, quindi di conseguenza... Ma una volta si aveva un paio di scarpe per l'estate e un paio di scarpe per l'inverno e si tramandavano di generazione in generazione, vero calzolai? Come vi chiamate? Tu che sei più piccolino? Riccardo. Riccardo? Ignazio. Fortunato. Fortunato a fare questo lavoro di calzolaio. Col braciere qui vi tenete caldi. Hanno il condizionatore, sono fortunati, hanno il condizionatore nella capannina. Purtroppo il falegname per il suo contatto con il legno è al freddo, perché lui non può usare il braciere. Perché il legno piglia fuoco. Abbiamo qua il falegname con il piccolo Filippo falegname. Diciamo una scena suggestiva perché fa pensare a Gesù con il suo papà falegname. Con Giuseppe, perfetto, effettivamente sì, è stata una casualità che i bambini comunque si prestano al naturale. Partecipano, bene bene. Filippo, vuoi dire qualcosa ai nostri amici? Siamo in televisione. Fai un saluto agli amici dalla televisione. Ciao. Nome? Salvatore. Bene, bene, siete bellissimi. Allora Maria, dove ci porti? Sartoria. In sartoria, vediamo, vediamo. Dove si taglia e si cuce. Sì, qua sono pericolose. Qua siamo in una forma troppo pericolosa. Che bella. La signora che stira con il ferro non a vapore ma a carbone. E poi giustamente le varie signore che aiutano a fare qualcosina fra la lana e l'uncinetto, fanno tutte queste cose che una volta erano praticamente il punto di
di incontro pure per le donne che si riunivano a fare tutti questi lavori insieme. Certo, il telaio, vediamo, ma vediamo anche insomma, Cose questi antiche. tessuti. Sì, perché c'è tutta questa stoffa c'è il lino fatto proprio a mano. Stoffa fatta proprio a mano che risale a mia nonna, alle nonne delle qui presenti pastorelle. Perciò sono dei ricordi affettivi molto intensi. Certo. Ma per le addette, tra i nostri amici ci saranno molte addette che riconosceranno la pregiatezza dei tessuti. Bellissima postazione in questo presepe, siete meravigliose. Come ti chiami, tesoro? Dominga, quanti anni hai? 10. E cos'è che ti ha fatto partecipare al presepe vivente? Che è molto bella questa cosa che hanno organizzato. Bene, brava Dominga, ma quanti anni hai, me l'hai detto? 10, sì. 10, vedi, io sono anziana, faccio parte, sono nata 2000 anni fa. Complimenti. Allora, ditemi i vostri nomi. Anna. Antonella. Paola. Allora Maria, ci siamo spostati e dall'angolo tagli e cuci, sartoria, siamo arrivati all'angolo delle prelibatezze. Dove siamo? Siamo dal panettiere praticamente, dove ci sarà del pane fatto arrosto con olio e origano. E poi abbiamo pure un'altra caratteristica di questo angolo, che è un piccolissimo forno ricavato in un angolino con praticamente la macinatura del grano. Si macinava il grano con la pietra, praticamente grano, mais. L'antica macina, in miniatura, una piccola macina, ma il forno è stato costruito per l'occasione o c'è sempre? No, questo è stato costruito l'anno scorso per l'occasione del presepe, che pensavamo, perché non è che l'abbiamo curato nei particolari, nel senso che non è su una base solida, però non si sa come mai è rimasto. Ha resistito alle intemperie. Voleva restare per il secondo anno nel presepe. Bene. E questo pane che è preparato viene anche offerto ai visitatori, perché ricordiamo ai nostri amici di Niceto TV che ci sono tanti visitatori che aspettano di entrare e di vedere questa piccola Betlemme realizzata a Santa Lucia del Mela. Sì, effettivamente sì, perché poi stasera, come si dice, ci sarà tanta gente, perché di solito il 26 c'è un'affluenza di tantissime persone che vengono a visitarci. Infatti già a quest'ora saranno fuori che aspettano l'apertura di questo cancello, in modo che si immergono. Apriamo anche la porta, una porta come sta facendo il Papa a Roma, apriamo la nostra porta a Santa Lucia del Mela, la porta a Betlemme. Esatto, e noi apriamo quella a Santa Maria. A Santa Maria. Allora andiamo avanti. Qui dove siamo? Qui siamo dal macellaio, che una volta giustamente non c'erano tantissimi prodotti preparati, a parte il salame, la salsiccia, le quaterne, il lardo, tutte queste cose, perché una volta non c'erano braciole, cotolette e così via. Perciò noi, richiamando le cose antiche di una volta, siamo qui dal macellaio. C'erano meno cose, ma molto più genuine, vero macellai? Allora, come vi chiamate? Io quando vedo bambini impazzisco, qui vedo un bellissimo ragazzino. Francesco. Francesco. Emanuele, padre e figlio. No, ok. No, Continuiamo la visita in questa piccola Betlemme. andando dall'ortolana, dove praticamente loro qua hanno tutti i frutti che la terra ci regala con il lavoro giustamente dell'uomo. E in più praticamente noi in questa postazione offriamo la merenda di una volta, che era il limone e l'arancio condite con aceto, l'insalata di agrumi. Bellissima, buonissima, soprattutto io vedo qua due meravigliose pastorelle che lavorano. Come vi chiamate? Martina. Sandy.
Mamma mia, che nomi moderni! Quanti anni avete? 8 e mezzo. 7. E perché avete voluto partecipare a questo presepe vivente? Perché è una cosa bella e fa ricordare il passato. Perché mi piace. Ma che cosa rappresentate qua, nel presepe qui a Santa Maria? Che cosa si rappresenta? Si rappresenta tutte le cose di una volta. È arrivato il suggerimento a casa. La nascita di Gesù. Gesù. E noi lo dobbiamo far sapere a tutti che è nato Gesù, veramente. È vero? Ecco, bravi. Continuiamo. Presentiamo anche gli altri pastorelli. Allora, questa bella signora che sbuccia arance. Daniela. Scusatemi, io entro nel vostro... Ah, ma c'è un'altra principessa, ecco perché Giuseppe mi ha detto, ma guarda, come ti chiami? Fiamma. Fiamma, che bel nome, sei davanti al fuoco, preciso il tuo nome, quanti anni hai? 9. Bravissima, tu perché hai voluto partecipare al presepe vivente qui a Santa Maria? Perché diciamo è un bel ricordo che porterò sempre nella mia vita. Brava. E lei signora? Graziella. Complimenti per quello che avete realizzato, perché ne approfittiamo per dire ai nostri amici: ah, guarda Giuseppe! Le galline giuccate, così si dice? Sì, perfettamente, e sono di una mansuetudine incredibile, perché stanno come se qualcuno li ha domesticati a stare in questa posizione e non si spaventano delle persone. Bellissimo. Allora, stavamo dicendo che tutto quello che avete realizzato viene dall'opera di volontari, dei parrocchiani, delle parrocchie di Santa Maria e di Santa Maria Assunta e la parrocchia, che è la chiesa di Santa Maria. la chiesa di Santa Maria, che in maniera volontaria si sono messi a disposizione per realizzare queste postazioni con le capanne. Qui abbiamo il pastorello. Qual è la postazione questa? Il canestraio, quello che una volta praticamente non c'erano le ciotole di plastica e si usavano tantissimo questi cestini, come si dice, prodotti dalle canne e dai pezzettini di alberi tipo l'ulivo, intrecciati. Si intrecciavano e venivano fuori queste opere d'arte, chiamiamole così, che ai tempi nostri purtroppo non c'è più nessuno che li sa fare, tranne qualche persona un pochino più avanti con gli anni che ancora mantiene questa bella arte. È vero, assolutamente. Io mi ricordo i cannizzi, no? Dove si mettevano i pomodori secchi, i fichi per farli secchi, i pomodori e i panieri. Quella in miniatura riproduce quello che noi in dialetto chiamavamo zuggu, nel quale una volta, diciamo, le nostre mamme, le nostre donne, nel momento in cui andavano a fare il pane in casa, per conservarlo lo mettevano là dentro, quindi quella è una riproduzione in miniatura, ma c'erano quelli grandi adatti appunto per contenere 5, 6, 7 kg e più di pane. Quindi Bene, veramente un'emozione. E qua l'altro angolo della prelibatezza. Allora, dove siamo? Maria? Qui siamo dal Casaro, dove produce ricotta e formaggio, che giustamente trasforma il latte in cose ottime da mangiare. Bene. Bellissima. Ma io mi fermo qua, Maria. In quale angolo siamo qua? Qui siamo in una donna che giustamente prepara del pane arrostito per la locanda. Quindi il pane arrostito che poi viene condito con il pane che abbiamo visto nella precedente postazione. E poi è pure come si dice, all'ingresso di una locanda lei, all'osteria. In osteria.
Entriamo nell'osteria. Permesso, buonasera. Allora, Maria, che cosa si fa in quest'osteria? Quest'osteria, diciamo che qua in quest'osteria ci sono in questo momento le persone che l'hanno realizzata questa stanza quest'anno in realtà, perché non era un deposito, e l'hanno trasformata costruendo un forno a legna. Dove È stata realizzata quest'anno, sì, perfettamente. E in più ci sono le persone che hanno collaborato tantissimo per la realizzazione di questo presepe, che Massimo, Piero, Fortunato, Filippo, qualcuno è fuori, diciamo, loro si sono impegnati tantissimo a fare tutto ciò. Veramente complimenti. Sembra veramente di fare un passo indietro a 2024 anni fa, quando nell'anno zero nacque il nostro Messia. Complimenti, avete veramente, per le persone che verranno a visitare questo presepe, veramente date la sensazione di essere a Betlemme. Grazie di cuore, e grazie di cuore per averci invitato, per dare l'opportunità a tutti i nostri amici di vedere quello che è stato realizzato qui a Santa Lucia del Mela. Allora, Giuseppe, diamo l'opportunità a Giuseppe di arrivare, così il nostro amico Tindaro ci spiega dove siamo. Abbiamo Agona, a Santa Lucia chiamiamo Agona, che in pratica è la grotta del Bambinello, fatta con sopra messo quella cosa, non ricordo il nome adesso in italiano, noi la chiamiamo spina pulice, che veniva messo proprio appunto per fare la grotta. Per simulare la neve venivano messi pezzettini di cotone e per finire venivano attaccati dei mandarini, e questa era la tradizione vecchia, diciamo, di una volta, ecco. Bellissima. Allora, manca però una cosa in questo presepe. Cosa manca? Siamo arrivati proprio alla grotta, il posto più importante, la parte principale del presepe, cioè dire la natività. Bene. E il suono della ciaramella ci porta, guidateci al luogo in cui viene rappresentata la natività. Tesoro, ma sei bravissimo, come ti chiami? Fatti vedere dai nostri amici. Raffaele, Ma quanti anni hai? 11. E da quant'è che suoni la ciaramella, che sei così bravo? 2 annetti. Da 2 anni, e in 2 anni hai imparato così bene. Vabbè, ma è facile. Ma da chi hai imparato? Da maestro Antonio Merulla. Bene, bravo. Allora tu continui a suonare, noi entriamo nella grotta e vediamo la natività, vediamo Giuseppe e Maria, Giuseppe e Maria e Gesù, e vedremo. Prima di entrare in chiesa noi faremo l'apertura del cancello. Vedremo così tutte le persone che entrano. Sì, Allora, e poi ci dedichiamo alla e natività. allora, possiamo fare questa apertura della porta? La possiamo inquadrare? Sì, perfettamente. Ora andremo con Massimo ad aprire la E porta. noi vi guarderemo da qua. Va bene. Arriviamo. Andate.
Allora, amici, è arrivato il momento di entrare nella grotta e guidateci e di vedere come è stata rappresentata qui a Santa Lucia del Mela, in questa piccola Betlemme ricostruita, la Natività. Ma c'è un bimbo vero, Maria Tindaro! È un bimbo vero, sì. Di quanti mesi è? Un mese. Un mese! Siete i genitori del bimbo! Come si chiama questo bimbo? Andrea. Allora, date veramente una forte emozione. Una forte emozione. Il papà, come si chiama il papà? Giuseppe. Giuseppe si chiama il papà. Valeria. E Valeria, veramente emozionate, cogliamo la vostra commozione, veramente meraviglioso. Allora, Tindaro, io e Giuseppe siamo molto emozionati e diciamo anche, insomma, diamo l'opportunità ai nostri amici che vedranno il video di sapere quando possono venire a visitare questo presepe, in quali altre giornate oltre oggi? Il giorno 29, l'1 e il 5 e il 6 di gennaio. Ci sono degli orari? Dalle 18 alle 20:30. Ok. Però il 5 ci sarà un evento particolare dove sarà, essendo che siamo nella chiesetta Santa Maria Bambina, il presepe sarà animato solo dai bambini del presepe. Allora, noi volevamo, a parte ringraziare tutte le persone che hanno collaborato, ringraziando Padre Paolo per la disponibilità e anche l'amministrazione comunale che ci ha sostenuto per questa avventura. Grazie a tutti. Bene, bene. E allora, cari amici di Niceto TV, grazie Tindaro, grazie Maria, grazie a tutti i vostri parrocchiani che hanno realizzato questa piccola Betlemme qui a Santa Lucia del Mela, e veramente venite a visitarlo
perché è una chicca molto molto emozionante. Da Santa Lucia del Mela vi diciamo, vi annunciamo la nascita di Gesù. Ciao amici, grazie Tindaro, grazie. Grazie a voi, grazie a voi.